Quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora vogliamo dare un aiuto a Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, e sottolineargli che lui deve solo scegliere. Ogni persona è artefice, no, del suo futuro, individua le sue priorità. Matteo Lepore deve decidere se vuole essere il sindaco di Bologna, quindi il primo cittadino, primo inter pares tra i bolognesi, che rappresenta e ha il dovere di rappresentare la città nel suo complesso, con tutti i doveri anche istituzionali, anche di continenza linguistica, anche di approccio che ne derivano, o può scegliere di essere il capo dei centri sociali bolognesi, dell'antagonismo di sinistra bolognese, che spesso è l'avanguardia dell'antagonismo di sinistra nazionale. Ognuno si sceglie le sue carriere. Le due cose però, come risulta evidente a chiunque, sono tra loro incompatibili. E questo è emerso chiaramente nella giornata di ieri, perché il sindaco Lepore, a seguito della morte del cittadino marocchino Fakir, evento tragico in quanto tale, dovuto al fatto che questa persona stava dando in escandescenze, stava manifestando comportamenti violenti e quindi degli agenti sono stati, e per fortuna che sono celermente arrivati, sono stati chiamati a intervenire. Sono intervenuti per i filmati che abbiamo a disposizione al momento con la procedura canonica, che purtroppo ha implicato, e ora ci sarà l'autopsia, si capirà perché, insomma, il decesso di questa persona, una tragedia singola che è diventato subito il grande romanzone ideologico contro i reprobi in divisa, quelli che difendono la nostra sicurezza ogni giorno nelle strade, ancora ahimè per stipendi troppo bassi, nonostante ci siano stati degli aumenti recenti. Ebbene, succede questo, Lepore cosa fa? Subito convoca una manifestazione chiedendo giustizia per Fakir. È evidente che un sindaco, non un passante, non il capo dell'antagonismo bolognese, il sindaco della città, convoca o dà sponda alla convocazione di una manifestazione che chiede giustizia per Fakir, non è un messaggio innocuo, non è una narrazione istituzionale, no? Si sta insinuando che c'è stata quantomeno una lacuna, se non si sta evocando una surreale, indifendibile presunzione di colpevolezza rispetto agli agenti, non lo so. So che non era l'occasione, il momento, il linguaggio di una figura prettamente istituzionale come il sindaco. Su questo Lepore, su questa confusione di ruoli che lo attanaglia, rispettiamo il tormento personale, ha diciamo però un curriculum, ha dei precedenti significativi. Ricordiamo che Lepore concesse uno spazio pubblico ai protagonisti del centro sociale Labas. Siamo sempre in quella zona, un debole per quell'area evidentemente di pensiero o pseudotale. Il sindaco, quando lo concesse questo spazio pubblico al centro sociale Labas, che celebrò una festa, un vero e proprio funeral party nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, cioè si festeggiava la morte di una persona solo perché un avversario politico, nella testa di costoro evidentemente un nemico da distruggere, di cui festeggiare la scomparsa. E il sindaco concesse questo spazio pubblico. Lascio il commento, mi pare insito nel fatto. Dopodiché, per esempio, nel gennaio 2025, a seguito di manifestazioni, scontri, di veri e propri saccheggi urbani inscenati a Bologna dalle squadracce dell'antagonismo, reazione di Lepore sostanzialmente ridotta all'osso, riceve in comune i devastatori della sua stessa città perché è importante l'ascolto e il dialogo. Ora lui ovviamente disse: non sto ricevendo i protagonisti specifici delle violenze, ma in generale il movimento degli studenti, ignorando, fingendo di ignorare la saldatura
ormai, come dire, che è un elemento strutturale della cronaca italiana, soprattutto in città come Bologna, tra collettivi studenteschi di sinistra, antagonismo pro-PAL, immigrati di seconda generazione, che è esattamente l'attuale mondo dell'antagonismo che aveva appena saccheggiato la sua città. Quindi la prima reazione, come dire, non è stigmatizzare, non è fare degli accertamenti, auspicare che i protagonisti venissero costretti a rispondere delle loro azioni, ma è stata ricevere una delegazione dei devastatori, come dire, lievemente fuori luogo rispetto al ruolo. C'è poi il fatto appunto di Fakir, che lui oggi poi argomenta, perché è arrivato ovviamente in soccorso rosso Repubblica con tanto di intervistona all'epore, e che si esercita in una serie di azzeccagarbolismi sinistrorsi. Non si può morire così. Chiunque abbia visto quel video è rimasto scioccato. Ci facciamo molte domande, ma non siamo noi che dobbiamo dare le risposte. C'erano gli agenti ed era stato chiamato il 118, come deve essere, quindi lo dice lui per primo, eppure, puntini puntini, qualcosa certamente è andato storto. Saremo al fianco della famiglia per appurare cosa. Cioè si dà per scontato che qualcosa è andato storto nel senso che c'è una colpa degli agenti. Vedete sempre l'ambiguità e sempre la scelta di campo di fondo di Lepore e della sinistra che Lepore rappresenta, comunque contro le divise. Noi ieri siamo scesi in piazza anche per le forze dell'ordine che non possono essere lasciate sole nei quartieri delle città. Dopodiché rivendica il lavoro del PD di Elly Schlein sul tema sicurezza, e quando il giornalista gli chiede la proposta migliore che ha sentito a sinistra, abbiamo proposto un fondo per sostenere la collaborazione tra forze dell'ordine, educatori e personale sanitario. Questa è la proposta migliore per affrontare l'emergenza sicurezza delle nostre strade, l'emergenza baby gang, l'emergenza Maranza, l'emergenza di quartieri espropriati dal controllo dello Stato, e la collaborazione tra educatori, personale sanitario e forze dell'ordine. Che è una bella cosa, ma siamo al residuale rispetto alla realtà. Quindi il sindaco Lepore non frequenta, diciamo, con grande assiduità la realtà. Nella realtà deve scegliere o sindaco o capo dell'antagonismo bolognese. Grazie a tutti, vi aspetto.